È già arrivata stamani di buon mattino la nave proveniente da Lampedusa a Porto Empedocle, la Cossiria, con 70 immigrati circa. Stanotte sono stati sbarcati a Lampedusa dopo il maltempo di questi giorni che ha visto arrivare un alto numero, circa 1700 di persone immigrati presenti all'hotspot e ammassate sulle banchine senza alcun tipo di rifugio se non una tenda montata dalla protezione civile per dare loro un riparo. Stasera invece arriverà la nave traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle con circa 200 minori non accompagnati. Nella struttura di primissima accoglienza, dopo questi trasferimenti pianificati dalla prefettura di Agrigento, ne resteranno 783. Intanto oggi il presidente della regione Nello Musumeci incontrerà con il sindaco di Lampedusa e il ministro degli interni e chiedendo un atto di fermezza nei confronti dell'Europa. Basta chiacchiere, continua Musumeci, basta con questa telenovela. A proposito dell'emergenza migranti a Lampedusa, il presidente del Parlamento europeo, ha proseguito Musumeci, è un italiano e conosce meglio di chiunque altro la nostra realtà. Punta i piedi il governo italiano e dica a Bruxelles definitivamente si decida se si intende lasciare la Sicilia come se appartenesse all'Africa o all'Asia o al Medio Oriente o se si ritiene com'è che sia la porta d'Europa e come tale deve essere dotata di tutte le iniziative necessarie perché chi entra in Europa possa farlo con le regole. Lo sbarco sulle coste siciliane, continua il governatore Musumeci, è l'ultimo anello della catena. Prima dello sbarco c'è il viaggio, prima del viaggio c'è l'imbarcazione, prima dell'imbarcazione c'è la vigilanza sulle coste dei paesi nordafricani, prima ancora ci sono i campi dove vengono concentrati questi uomini, donne e bambini colpiti dal destino e sui quali si continua a fare commercio ed alcuni delinquenti spregiudicati ai trafficanti. Musumeci ha mandato anche un messaggio al governo Draghi. Il governo italiano non può fare più di quello che a parole ha fatto. Fino a quando non batte i pugni sul tavolo in sede europea continuerà a essere snobbato. Il cinismo dell'Europa, conclude Musumeci, diventa complice dei mercanti della carne umana che non si riescono a neutralizzare.